Chi è il nuovo deputato Filippo Busin? Allora, sono un militante della Lega, ovviamente, e ho 45 anni, vivo a Zanè, in provincia di Vicenza, e ho fatto esperienze amministrative sia nel mio paese, per 5 anni assessore, sia nella Giunta Busetti nel comune di Thiene come assessore anche lì al bilancio, ecologia e enti sovracomunali. In particolare di cosa si è occupato? Ma la mia storia amministrativa riguarda soprattutto gli aspetti del bilancio, quindi dei tributi locali, e vorrei, se possibile, continuare ad occuparmene anche nelle varie commissioni parlamentari che saranno istituite. E nella vita privata? Nella vita privata sono un imprenditore e gestisco un'azienda di famiglia che opera nel settore dei pneumatici, commercio e ricostruzione. Ci racconti il suo impatto con l'Aula della Camera? Beh sì, inizialmente è un'emozione intanto perché ti trovi nel cuore, diciamo, della vita democratica del nostro paese, e dopo un primo spaesamento cominci a orientarti e frequentare i tuoi colleghi deputati del tuo gruppo e cominci così a orientarti. Comunque obiettivamente la vita parlamentare vera e propria deve ancora iniziare, perché inizia con l'istituzione del governo e delle commissioni. Era come se la immaginava? Ma più o meno sì. Io, essendo sempre stato appassionato di politica, ascoltavo le sedute parlamentari e mi informavo sulla vita politica, anche quella che non riguardava direttamente l'amministrazione in cui ero impegnato. Quindi più o meno ho rivisto i luoghi che vedevo prima alla televisione, ma me l'aspettavo un po' così, sì, effettivamente. È una macchina complessa. Sì, la prima impressione è effettivamente che siamo in tanti e forse sarebbe giusto pensare a un serio ridimensionamento del numero di deputati, almeno superare questo famoso bicameralismo perfetto che rende tutto molto più lento, molto più farraginoso. Quindi rendere più snella la vita parlamentare, questo penso sia ormai maturo per essere preso come decisione. Veniamo al lavoro. Lei si è occupato di bilancio, di materie economiche, è un imprenditore, quindi la domanda ovvia è: che cosa bisogna fare come prima cosa per le imprese? Ma l'urgenza, allora ci sono delle cose da fare, delle riforme strutturali, ovviamente delle riforme più urgenti. La massima urgenza adesso arriva dal credito non pagato della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese italiane. È una cifra ormai astronomica, perché si avvicina ai 100 miliardi, quindi io direi che come misura di urgenza bisognerebbe partire da lì, bisognerebbe pagare appunto i debiti della pubblica amministrazione, che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle aziende private. Cosa fra l'altro che è già stata fatta in Spagna, e quindi si potrebbe anche prendere come esempio quello che è stato fatto lì, per dare ossigeno in questo momento di crisi economica, ma anche di grave crisi del credito da parte delle famiglie e delle aziende.